E i problemi non ci sono stati solo nell'Asolano, solo sul Musone dei Sassi, ma si sono portati nel pomeriggio verso valle, quindi in questo caso verso Loria e Ramon di Loria. Siamo con il sindaco di Loria, Simone Baggio. Sindaco, buongiorno, anzi buongiorno, insomma, com'è stata questa mattinata e adesso com'è la situazione? La mattinata è stata molto impegnativa, la frazione più colpita è senz'altro Bessica, che conosciamo tutti, no? Per la bellissima fiera dei fiori, e abbiamo il tratto di 81 dal centro fino a Loria che è completamente piena. Ecco, ma quest'acqua da dove arriva? Quest'acqua arriva dal Brenton, quindi dal centro di Bessica, dove scende da San Zenone e nella parte sottostante viene intubato sotto il centro di Bessica, e se non riesce a essere drenata poi allaga il centro. Ecco, questo però significa che tutti diciamo, i campi a monte sono assolutamente pieni? Assolutamente sì, e già verso l'una oggi ho fatto un giro a vedere le vasche di laminazione, erano già piene. Le stanno modulando e sono certo che stanno facendo il loro meglio, però questo è quello che si riesce a fare. La pioggia che arriva da nord è tantissima. Come vedete l'acqua sta defluendo, però la cosa importante, volevo farvi vedere qui a Bessica di Loria, il fatto che i cittadini hanno organizzato con qualunque cosa una barriera per poter evitare che l'acqua entri dentro le case. Qui avete visto, hanno improvvisato delle paratie, mentre lì il canale, la strada diventata canale continua a fluire. E questa è la situazione sulla strada principale di Bessica, siamo con due residenti, buongiorno. Lei ha mai visto una situazione del genere? È la seconda volta che vedo una cosa del genere, qualche anno fa è successo un'altra volta, sì. Ecco, e in tutti questi anni non è cambiato nulla? No, assolutamente no, speravamo che qualcosa fosse cambiato, ma l'evidenza dimostra che non è stato così. È il Brenton sostanzialmente, che non bisogna ripensare a questo Brenton. Quando succede queste cose qua, va fuori e basta. Non so che rimedi che sia. Ma lei qualche anno ce l'ha, prima com'era? Anche prima, è sempre stato riparto quando era queste condizioni. Sempre, se non era un anno era fra 2 o 3 anni, sempre il solito problema. Perché là arriva da giù, da fonte, da fonte, e nel centro di Bessica c'è la curva che passa sotto il ponte e là si ingruma tutto là. Voi avete avuto danni? No, per fortuna. Non avete interrato voi? No, per fortuna, che a volte che ho fatto a casa questo senza interrato, per fortuna. E questo è il Pighenzo, cioè il canale che è esondato qui in centro a Bessica di Loria. Buongiorno. Quante volte l'ha visto così? Tante volte. E allora secondo lei qual è il problema qua? Quanto che viene tanta è così. Bisogna pensare ad aumentare quindi la portata? Penso di sì. Dopo, non sono un esperto. Ecco, qui quante case sono andate sotto? E quante... Non lo so, tante comunque, tante, quella zona tante. Anche in centro hanno detto che è pieno. Ma è già successo giovedì sera? Giovedì sera uguale, sì. E quindi qui si replica? Qui si replica, sperando che domani non ci sia un'altra replica ancora.